Questa è la Coppa Chiosco, che sarebbe la coppa parallela alla Coppa Barcollo Ma Non Mollo, che è la classifica. Vedete le squadre, hanno sempre l'aggiornamento live di tutte le birre che bevono, quindi la squadra che beve più birra durante la giornata è quella vincitrice. Se la sfidano la Dinamo Raboso, i Guardiani della Botte. Là c'hai la tua donna ideale, usa una frase veneta per conquistarla. Porto a casa di skate stasera. Conquistata E porto a casa di skate a posto. Stasera te in baino a Bernardo. È romantica? È romanticissimo. Ho conquistato così la mia ragazza. No, ma infatti, ma hai conquistato anche me. E se non ti capissi un cazzo, proviamo godò. Ti si bea come a luna piena. Il Veneto romanticone. Te vantaria de brutto. E cosa vuol dire te vanta? Te vantaria? Ti prendo e ti faccio di tutto. Te dagli occhi che è stupendi. Sì, dai, sì, un bel tocco di fio, dai. Treviso, città, dintorni, no, non si può parlare in dialetto. Quindi se vuoi conquistare una donna solo in Italiano. In italiano. in italiano. In dialetto non si conquista. Poco, E tanto. cosa si fa in dialetto? Più o meno. Te sposo. Tu le donne le conquisti così? No. Però. Smudandate che te aro. Questo è un gesto che cioè con te s'acciappata in guadinata, ecco. Cioè, tu, tipo con te in guadini a carpa sul guadin. È quasi come fare così. Ok, quindi No, anche se te vuoi fare proprio più. Questo sono per pochi. Sì, no, sei la sopracciglia va forte. soprattutto se te che fa mica te che è il monopetalo da Maossi. Te sei talmente belle che tocca guardarti un tocco alla volta. Parlavi con me? Anche. Te mando in castigo. Te sei proprio beacio. Vien qua, dai. L'hai conquistata, secondo me. Certo, mi fa morire. Che c'è vuol dire? È per dire donna, donzella. Te ad oggi chi è come un span di grassa, i ferci e span di grassa. Poesie. Ma è una poesia un po' Livello bomber. livello contadino. Questi ragazzi hanno bevuto in 4 giornate 398 birre. I Dinamo Raboso! El mi amor partís, granoccia come una panoccia in bocca in te una vacca.